Altre domande? Qui abbiamo la sezione dedicata alle domande. Sì, c'era Patrizia. un'altra domanda che è arrivata sulla chat, che era quella relativa a come è stato stimato il dato relativo al vettore termico residenziale e terziario. Allora, sì, diciamo, questo dato è stato stimato con un algoritmo, come dicevo, dedicato che abbiamo elaborato in piattaforma. Ehm, E, per quanto riguarda il settore del riscaldamento, quindi del residenziale, è stata utilizzata una ripartizione diciamo, data da Istat, che è un dato che stiamo cercando anche questo di aggiornare con Istat, quindi una ripartizione per fonte energetica, per vettore diciamo, a livello regionale e provinciale, chiaramente di questa ripartizione, e potrei in qualche modo attribuire la mia superficie residenziale riscaldata con una certa tipologia piuttosto che un'altra e stimare qual è l'impatto di ognuna in termini di consumo e in termini di emissione. Non so se ho risposto alla domanda, diciamo, o voleva sapere qualcos'altro di questo dettaglio. Adesso lo vediamo, Sì, lo certo. vediamo online se ci risponde. Allora, un'altra domanda riguardava se si può eseguire tra le varie, parliamo di simulazioni, Sì. se è possibile fare una simulazione anche dei risparmi a pubblica illuminazione, quindi ad esempio la sostituzione lampade a LED. Allora, qualcosa diciamo, l'avevamo iniziata a fare, ma diciamo, la parte dell'illuminazione non è ancora presente in piattaforma, quindi contiamo di svilupparla per le prossime fasi. E l'altra domanda che è pervenuta riguarda invece gli altri due pilastri del patto dei sindaci, quindi adattamento e povertà energetica, che lo sappiamo non sono attualmente presenti nel portale. Quindi se c'è questa intenzione di implementare dati, analisi climatiche, dati sulla povertà energetica, quando questo ringrazio anche per questa domanda e Grazie. le domande che ci vengono erogate proprio per le previsioni di futuro sviluppo della nostra piattaforma. Infatti abbiamo previsto adesso a breve, appena finiamo questa parte di domande, una sessione interattiva con un tool di confronto proprio per identificare quelle che sono le attività, i settori, oppure dei nuovi, darci degli stimoli per le nuove funzionalità. Grazie, sì, la domanda è molto interessante e chiaramente c'è l'intenzione, sì, di aggiornare la piattaforma con queste funzioni che chiaramente sono interessanti, ma sono anche obbligatorie per la redazione di un PAESC. Quindi l'idea è quindi di ampliare proprio con mitigazione, scusate, con adattamento climatico e se riusciamo anche con povertà energetica nello stesso upgrade, altrimenti diciamo due separati. Però sì, l'intenzione c'è. E Patrizia, c'era anche una domanda per quanto riguarda la possibilità di avere le slide dell'evento di oggi. Sì. Allora io volevo ricordare che nella pagina web della Regione Veneto c'è proprio una pagina dedicata al patto dei sindaci e quindi se riesci Fabio un attimo a togliere la condivisione, Certo, se non è un problema. no, no, va bene. Ok, proviamo un attimo a condividere il percorso, diciamo. Quindi non so se se sono riuscite a condividere, c'è proprio una pagina dedicata al tema patto dei Sì, sì, sindaci, si vedete vede. che c'è una sezione dedicata alla presentazione della piattaforma, quindi questo si riferisce all'evento del 21 febbraio e dove sono state inserite sia la presentazione che le slide e faremo la stessa cosa, quindi nei prossimi giorni troverete anche la registrazione dell'evento di oggi suddiviso per tematica, quindi così come le ha presentate il collega Fabio, quindi per tematica troverete la registrazione in maniera che sia più agevole per voi trovare diciamo, la parte di vostro interesse. Poi, fin tanto che ho la pagina aperta, volevo anche far presente che c'è una indicazione sui passaggi da fare per accreditarsi alla piattaforma, perché prima c'era una domanda in chat di una collega di un comune che non riusciva ad accreditarsi.
Sono questi i passaggi da fare, quindi non è solo la prima fase di registrazione, ma bisogna anche compilare il form e inviarlo poi alla nostra PEC. Quindi insomma, spero di aver risposto anche alla domanda che era stata presentata prima da un comune, che riteniamo che abbia fatto solo la prima fase delle 3 che servono per l'accreditamento. Grazie. Grazie per l'intervento chiarificatorio. C'era un'ultima domanda che è arrivata, forse adesso io mi sono persa quando hai citato la parola, ci chiedevano il dettaglio di che cosa si intende di preciso per azione del comune. Io mi sono persa quando hai detto questa frase. Okay. Quindi allora, nei PAESC sappiamo tutti che ci deve essere un inventario base delle emissioni, ma ci deve essere anche un elenco di azioni che possono essere di varia natura, quindi di mitigazione, di adattamento, eccetera, eccetera. E queste azioni sono le stesse che vediamo nella pagina azioni. Quindi, a differenza delle buone pratiche, che in realtà sono una simulazione, cioè una potenziale azione, le azioni sono effettivamente delle buone pratiche che io ho selezionato e progettato nel dettaglio per essere poi sviluppate e portate nel mio territorio. Questa è la distinzione fondamentale.